Euroregione News. ADSL. Grazie all'amministrazione di Bertiolo, con il sindaco Mario Battistuta e l'assessore alla cultura e politiche giovanili Cristian Virgili, abbiamo sentito l'onorevole Paolo Coppola della Camera dei Deputati, David Licursi, direttore di divisione in INSIE SPA, Sergio Bonfini per la rete Telecom Italia e il dirigente Paolo Di Bartolomei per i rapporti con le istituzioni, al quale ho chiesto le prospettive reali. Sono previsti investimenti importanti proprio per fare un passo avanti ulteriore, significativo nella velocità, e quindi io credo che per fine anno potrete viaggiare a velocità ben più sostenute di quelle attuali. La differenza tutto sommato tra i 20 mega e la tecnologia in fibra che consente di arrivare fino a 100 mega alla fine sono differenze abbastanza contenute tutto sommato, quindi anche lì si sta sviluppando una concorrenza con i nostri appunto con gli altri operatori piuttosto forte, e i prezzi direi che sono sempre più interessanti, sempre più competitivi, anche se considerato quello che offrono, le possibilità che offrono effettivamente. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.